Io questo mestiere lo faccio ormai da 16 anni, sono stato il primo studio ad aprire a Udine e ho iniziato per passione. Mi facevo tatuare da altri amici tatuatori che lo facevano in maniera saltuaria, da lì è iniziata la passione, ho recuperato un'attrezzatura, alcuni esperimenti su di me, qualche amico volenteroso e poi è iniziata questa attività, questo mio vivere con la mia passione. Io comunque vengo da un'isola dove si pratica normalmente, che sono le Vanuatu, perciò sono cresciuta in mezzo a queste cose. Poi me ne sono dimenticata per un periodo, sono andata poi in viaggio di nozze nel 92 e lì mi è rinata la passione. Ho iniziato prima come soggetto dalla parte opposta di dove sono adesso e dopo da lì mi è piaciuto e ho deciso di provare anch'io a fare questa roba qua. Cioè, se non hai passione non lo fai, perché comunque ci vuole tanta concentrazione e tanta dedizione comunque. Se sei fortunato, se hai voglia di impegnarti, di prendere i tuoi rischi anche a livello imprenditoriale, perché alla fine, anche se sei un piccolo artigiano, è sempre un discorso imprenditoriale, diventa un lavoro, però alla base di quello deve esserci una passione. Fare uno che fa tatuaggi giusto per sbarcare il lunario, perché adesso è il momento, non rientra nel mio modo di vedere questo mondo, lo vedo in maniera forse più romantica. C'è ancora la passione, però è diventata una professione. Sì, sicuramente un tatuaggio fatto con passione si vede. Le prime forme, anche a livello di percorsi storici, si è andato a vedere che l'uomo ha usato il tatuaggio, perlomeno delle pitture, per differenziarsi. Quando l'uomo era nudo, non usava vestiti, la pittura serviva a differenziare una tribù da un'altra. Poi è diventato come uso di tatuaggio a livello sciamanico, tipo la mummia di Simulano, che era stata trovata, aveva dei tatuaggi in determinati posti, tipo sulle ginocchia. Poi si è scoperto che aveva delle artrite, per cui il tatuaggio era fatto a livello medico. In Nuova Zelanda nasce il Maori e comunque loro nella tribù adoperavano il tatuaggio per differenziarsi a livello proprio di ceto sociale, cioè ogni tatuaggio rappresentava il tuo ceto sociale, perciò era una tua carta d'identità. Io ti vedo, ti guardo e ti leggo e so chi sei, da dove vieni, da quanti figli hai e tutte queste cose qua. Il grosso sviluppo, sempre a livello storico del tatuaggio, è avvenuto tramite i polinesiani, che i polinesiani si tatuavano, era un popolo che navigava moltissimo, infatti sembra che i primi scopritori delle Americhe siano stati i polinesiani, che viaggiando da isola a isola hanno portato questa cosa. Poi ci sono delle culture diverse. I giapponesi, il tatuaggio tradizionale giapponese deve essere fatto a mano, con la tecnica irezumi, che è una tecnica particolare, con delle bacchette, con degli aghi. Vengono ripresi solamente determinati soggetti che fanno parte della loro cultura specifica. Poi in Giappone c'è anche il tatuaggio più occidentale, con soggetti occidentali. Erano i mafiosi giapponesi che ce l'avevano, per cui gli yakuza, era un qualcosa molto nascosta, non c'erano proprio negozi di tatuaggio in vista perché era proibito, ti parlo di tantissimi anni fa, però questo cioè non è che c'è una differenza tra le due, da una parte era una carta d'identità, dall'altra era quasi una sfida alle autorità. Tutta la cultura polinesiana, neozelandese o del Pacifico ha i suoi tatuaggi specifici, che rientrano sempre tra i tatuaggi considerati tribali, però hanno delle valenze ben chiare ogni simbolo che viene fatto. Noi occidentali tendiamo poi a fare tutto un calderone, per cui c'è chi arriva e ti chiede il tatuaggio tribale Maori senza sapere esattamente cos'è, perché si parla di Maori, però diciamo l'hawaiano, il polinesiano, quello dell'isola di Goa, hanno tutti dei loro tatuaggi, dei loro simboli che vengono usati specificatamente. Come cultura sicuramente noi non abbiamo una cultura legata al tatuaggio, è un fatto legato all'esibizionismo, alla moda, alla voglia di apparire, alla voglia di essere diversi forse, però come cultura sicuramente no. Ci sono quelli che lo fanno per passione, perciò insomma ci credono, sono coloro che fanno determinati tatuaggi che potrebbero essere i Maori e quant'altro. E per quanto riguarda invece altri soggetti possono essere anche dettati dalla moda sicuramente. 15 anni fa, 16 anni fa c'erano più persone che venivano a farsi il piccolo tatuaggio, la rosellina, la farfallina, il tribalino, giusto per dire c'ho un tatuaggio, perché lo impostava un po' la moda per tutta una serie di motivi. Adesso è più facile
avere le persone che arrivano come primo tatuaggio decidono di fare un lavoro più complesso, più grande, per cui magari arriva uno e decide di fare già come primo lavoro mezzo braccio, una schiena. Ci sono stati diversi periodi, seguendo proprio le mode giovanili legate alla pubblicità, ai calciatori, a tutti questi fenomeni mediatici. E adesso come adesso il tatuaggio sta avendo un boom, c'è sempre più gente che si tatua. La vedi molto di più anche a livello di trasmissioni televisive, giornali, viene usata a livello pubblicitario, per cui questa cosa ha portato a un ampliamento di quello che è la cultura sul tatuaggio, anche se rimangono lo stesso le sacche di pregiudizio e altre cose. Il tatuaggio sta diventando, come dicevo prima, secondo me anche molto esibizionismo. Tendiamo a far vedere in modo che gli altri ci guardino in maniera un po' diversa, secondo me, per apparire anche. Il grosso sviluppo anche a livello culturale è avvenuto negli ultimi 15-20 anni. Prima era più una pratica che era, diciamo, riservata, tra virgolette, a determinati ambienti, per cui il motociclista, il marinaio, il galeotto, comunque gente che viveva fondamentalmente un po' ai margini della società, per cui il tatuaggio era più una cosa di trasgressione che una cosa di moda come può essere diventato adesso, o di abbellimento. Diciamo. Alcuni lo vedono come moda, perciò vengono qua chiedendo che cosa va di più e altri invece lo fanno per cultura o per passione o perché ci hanno pensato a lungo e hanno deciso di farlo. Ecco. La gente ha meno paura di una volta, quindi i tatuaggi esposti in punti visibili sono molto più richiesti. Una volta era più un tabù tatuarsi gli avambracci oppure le parti del corpo più visibili, adesso invece la gente vuole proprio tanti per farsi notare. C'è stato un momento dove il tribale impazzava alla grande, adesso vanno molto le scritte, probabilmente anche perché la gente vede molto cose in giro, tipo il classico tatuaggio da calciatore è la scritta, per cui tanti fanno la scritta, che poi c'è la scritta del proprio nome, il nome della figlia, il nome della moglie, il nome, oppure la frase che per lui è significativa. Grazie a un discorso mediatico, grazie alla pubblicità, grazie alle veline ai calciatori tatuati si tatuano tutti, perché c'è il ragazzo di 18 anni e c'è la nonna di 60 anni che viene a fare una piccola rosellina. Uno dice ha un tatuaggio Simona Ventura perché non posso farlo io, non c'è niente di male. Io ho la teoria che i calciatori si tatuano il proprio nome perché essendo un quoziente intellettivo a volte molto basso gli serve per farsi riconoscere quando li chiamano dalla panchina. Comunque questo fa poi un'emulazione rispetto a molta gente che arriva e si tatua il proprio nome, che anche tatuarsi il proprio nome secondo me è forse una mancanza di fantasia nel farsi un tatuaggio, oppure un egocentrismo molto alto. C'è una fascia enorme d'età che si fa il tatuaggio, diciamo che si parte da un'età che sono i 15-16 anni dove inizia il desiderio proprio del tatuaggio fino al mio cliente più vecchio che ne ha 75. L'età puoi andare dai 18-19 anni come media un 30-35, anche se poi hai anche una fascia più alta. Io ho tatuato anche una persona di 82 anni che si è fatto uno scorpioncino, infatti a me quando mi arriva quello di 50 anni dice ma sono vecchio, io dico sì, ho tatuato uno da 82 per cui tu al confronto sei un ragazzino. Noi come scelta di studio minorenni facciamo solo se hanno compiuto già 16 anni e se vengono con entrambi i genitori che mi firmano una liberatoria. Minorenne i figli non si toccano, nel senso che perlomeno qui vengono tatuati solo se accompagnati dai genitori e i genitori devono firmare una delibera, per cui devono essere al 100% anche loro convinti e sicuramente sopra i 14, sotto non esiste. Io col minorenne non tatuo per minorenne, neanche con l'autorizzazione dei genitori.